Eder. Mech. Pallister. Il 19 gennaio sono stati analizzati i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza posizionate sugli autobus della Trieste Trasporti, che percorrono la tratta numero 12 per il periodo temporale compreso tra il giorno 31 dicembre 2021 ed il 5 gennaio 2022. Si precisa che gli autobus di questa linea urbana percorrono il tragitto posto tra il comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico, più in particolare via Edoardo Weiss, la via limitrofa al luogo del ritrovamento del cadavere di Liliana Resinovic, e la zona di Borgo San Pelagio, capolinea sito in via Capofonte. Gli stessi autobus effettuano anche un'ulteriore sosta prolungata in piazzale Gioberti. Il giorno 3 gennaio 2021 le telecamere registrano la presenza dell'autovettura Renault Clio di proprietà di Sterpin Claudio, in particolare i punti della tratta sopra menzionata. Come di seguito specificato. Alle ore 11:40 minuti e 12 secondi l'autovettura viene ripresa mentre imbocca la via San Cilino, proveniente da viale Raffaello Sanzio. Si precisa che le immagini non permettono di risalire all'autista del mezzo. Alle ore 12:05 minuti e 31 secondi l'autovettura viene ripresa in sosta nei pressi del capolinea di via Capofonte. Alle ore 12:37 minuti e 50 secondi l'autovettura viene ripresa ferma nei pressi di alcuni bidoni della spazzatura siti in via Capofonte. Anche in questo caso le immagini non permettono di evidenziare il conducente. Quanto sopra indicato trova, altresì, riscontro dall'analisi dei dati registrati dal dispositivo satellitare installato sulla medesima autovettura. L'assicurazione a copertura dell'autovettura Renault Clio in uso allo Sterpin prevedeva l'installazione sul mezzo di un dispositivo di monitoraggio satellitare. La ditta fornitrice, a seguito di formale richiesta, forniva il tabulato delle posizioni dell'autovettura in questione nel periodo temporale compreso tra le ore 00 del 1 dicembre 2021 e le ore 20:52 del 9 gennaio 2022. L'analisi di quel tabulato ha permesso di cristallizzare alcune significative evidenze di seguito elencate. In data 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Resinovic Liliana, l'autovettura di Sterpin risulta in sosta in via D'Alessio, abitazione di quest'ultimo, fino alle ore 12:09. Orario in cui si mette in marcia per percorrere alcune vie del centro cittadino. Significativa è la sosta in via Battisti numero 18, dove l'autovettura rimane in sosta per circa 3 minuti. Infatti, in via Battisti numero 20 è presente il negozio della Wind, negozio dove Sterpin ha dichiarato in data 15 dicembre essersi recato per cercare Liliana. Sebbene la titolare di tale punto vendita, il 27 dicembre 2021, abbia dichiarato che nessuno, prima di noi, le aveva chiesto se nel corso della mattinata del 14 dicembre 2021 si fosse presentata in quel locale una persona bassa di statura e di corporatura esile. Alle successive ore 12:34 minuti e 40 secondi e 13:28. 52 l'autovettura transita in strada di Guardia all'altezza Scuola della Polizia, transito accertato anche dall'annotazione della visione delle telecamere della Scuola di Polizia di San Giovanni. A tal proposito si evidenzia che lo Sterpin, in data 15 dicembre 2021, aveva dichiarato che, non avendo avuto riscontro del passaggio della Resinovic presso il suo indicato negozio Wind, si era preoccupato ed aveva percorso la strada che da via Giulia conduce all'abitazione della donna sita in via Verrocchio numero 2. In data 3 gennaio 2022 tra le ore 10:02 minuti e 32 secondi e le ore 11:33 minuti e 05 secondi l'autovettura si trova nei pressi dell'area denominata ex OPP alle successive ore 11:47 minuti e 30 secondi fino alle successive 12:55. 24 secondi, si trova in via Capofonte, zona Borgo San Pelagio. Si precisa nuovamente che quest'ultima circostanza trova evidenza nelle riprese delle telecamere di videosorveglianza installate nei bus della linea numero 12 della Trieste Trasporti. In riferimento alla presenza dell'autovettura dello Sterpin nei pressi dell'area denominata ex OPP nell'arco temporale innanzi indicato, si rileva che alle ore 09:57 del 3 gennaio 2022 sull'utenza telefonica intestata ed in uso a Sterpin Claudio, viene registrata una comunicazione telefonica tra quest'ultimo e Nasti Salvatore, nonché vicino di casa della Resinovic Liliana. Nel corso della conversazione Nasti Salvatore, il quale si trovava in quel momento nei pressi del teatro Basaglia sito nel comprensorio ex OPP, in compagnia della propria moglie,
Invita lo Sterpin a raggiungerlo per prendere un caffè al bar Posto delle Fragole, esercizio sito anch'esso nel medesimo comprensorio. Nella circostanza Sterpin afferma di non conoscere particolarmente la zona di quel parco e viene guidato telefonicamente dallo stesso Nasty per raggiungere il luogo dell'appuntamento. In data 5 gennaio 2022, data del ritrovamento del cadavere della Resinovic Liliana presso la zona boschiva posta all'interno del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico. L'autovettura Renault Clio risulta per tutto il giorno in sosta presso la via d'Alessio Nicoletto, abitazione dello stesso Sterpin. La predetta autovettura risulta ferma dalle ore 12:56 minuti e 53 secondi del 4 gennaio 2022 alle ore 13:12 minuti e 51 secondi del 6 gennaio 2022 allorquando riprende la marcia per poi fermarsi nei pressi del cimitero di Sant'Anna. Notiamo che Sebastiano, amante dei cappelli, quando è in giro con la bici ama riprendersi sia per foto che per video con indosso il casco della bici. Il 14 fa questo giro, non sappiamo più a questo punto se con la bici o con l'auto. Fatto sta che c'è un'altra coincidenza: a un certo punto Sebastiano si improvvisa guida turistica e rispetto alle sue abitudini ha sicuramente un look un po' particolare e uno strano casco. Fantastica questo sentiero, a parte questi piccoli problemi, si passa da Conconello, si viene giù e si arriva qua sotto Padriciano, si passa sotto il ponte della strada, poi si costeggia tutto quell'altro monte e si arriva praticamente a Basovizza. Andiamo avanti. Fantastica questo sentiero, a parte questi piccoli problemi, si passa da Conconello, si viene giù e si arriva qua sotto Padriciano, si passa sotto il ponte della strada, poi si costeggia tutto quell'altro monte e si arriva praticamente a Basovizza. Andiamo avanti. Oltretutto, se la telecamera fosse posta sulla GoPro, l'immagine avrebbe dovuto essere esattamente ferma e invece l'immagine traballa come se con Sebastiano ci fosse qualcuno che lo stesse riprendendo. Fantastica questo sentiero, a parte questi piccoli problemi, si passa da Conconello, si viene giù e si arriva qua sotto Padriciano, si passa sotto il ponte della strada, poi si costeggia tutto quell'altro monte
e salire praticamente a Basovizza. Andiamo avanti. C'è anche da notare che la bici sul cavalletto laterale avrebbe dovuto essere leggermente abbattuta su un lato e invece queste immagini sembrano perfettamente allineate, dritte. Da notare anche che quando fa la ricostruzione del suo giro in GoPro a quarto grado ha un fiato come se stesse per avere un infarto e invece qui parla tranquillamente calmo, nessun fiatone. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.